questo, che è una cosa molto grave. Prima di sentire Francesca Nocerino sul caso Lucio Dalla, legato cosa si intende per cioè io chi ci destino un immobile a quel figlio o a quel coniuge o comunque anche a quella persona che intendo beneficiare qualora potessi ancora avessi la mia disponibile libera, diciamo, quindi destino l'immobile in via tal dei tali a Mario piuttosto che a mio figlio o al mio secondogenito. Molto chiaro. Andiamo sempre dopo la morte. Sempre dopo la morte, parliamo di questo. Il legato è nel testamento, come parlavo prima. Esattamente. Allora, è dopo la morte. Francesca Nocerino, andiamo a sentire cosa ci racconta della fondazione di Lucio Dalla. Ogni tanto fermarmi qua e là. 5 eredi per un patrimonio ricchissimo, tutti i cugini di Lucio Dalla, ma non il suo compagno di 10 anni di vita, Marco Alemanno. Così vanno le cose a termini di legge, visto che non c'è alcun testamento a disporre diversamente. La morte di Dalla ha lasciato milioni di orfani della sua arte, milioni di appassionati sbigottiti e addolorati, ma anche una questione aperta sulla sua eredità. Case, ville, quadri di valore, la barca, i diritti d'autore, le 2 società di produzione di cui era socio. E come in molte vicende dove i soldi in ballo sono davvero tanti, emozioni e sentimenti finiscono in secondo piano. Così il compagno del cantante si è visto ignorare dai parenti, sequestrate le chiavi di casa che divideva con lui, 2000 metri quadri in via d'Azeglio a Bologna, cambiate le serrature e inventariato ogni oggetto. Ora però si attende che gli eredi dicano l'ultima parola sull'ultimo desiderio del cugino Lucio. Una fondazione per la promozione dei giovani talenti. Ovvio che l'aspetto artistico, per stare in linea con le idee di Dalla, dovrebbe essere curato da quelli che hanno lavorato con lui gomito a gomito. Vedremo intanto, per dirla con Dalla. Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani. Devo dire che dovrebbero essere immortali queste persone per 1000 motivi e poi appunto che tristezza quando accade tutto questo subito dopo, però appunto questo è un altro caso di quelli che dicevamo dove appunto testamento, non testamento, perché è accaduto tutto questo? A un certo punto non ha lasciato scritto bene quello che doveva? No, non ha lasciato proprio, non ha lasciato nulla. Per quanto si sappia, almeno per quello che si sa, lui il testamento non l'ha fatto. E io di fronte a un caso di questo genere rimango soltanto con questa domanda: perché? Infatti, forse non lo voleva fare? Nessuno è stato capace di spiegargli che cosa significava non farlo? O in realtà dopo di sé non gli importava cosa succedesse? È una risposta difficile, ma anche la domanda va fatta serenamente, non possiamo scegliere una risposta rispetto dell'altra, e quindi ne abbiamo tutte e due. Non la voleva fare, gli è mancato il tempo per farlo, però quando non hai un figlio e hai una situazione come questa, se vuoi sistemare le cose non è che puoi farlo, lo devi fare, e se non lo fai vuol dire che non l'hai fatto. C'era una volontà precisa di non farlo. Anche perché lo fai male e poi dopo lo cambi. Il testamento non è una cosa che ci deve preoccupare, perché è l'atto più semplice, l'abbiamo visto prima, olografo, lo faccio pure nel momento più strano, lo faccio pure, non dico per scherzo perché non si fa per scherzo, su un pezzetto di carta a quadretti, lo faccio con degli appunti, poi lo rifarò più complesso, più dettagliato, ma se io ho più attento, un compagno che sai che, che è un estraneo, che quindi non può avere nulla e che quindi verrà mandato fuori di casa, io lo dico sempre, i conti correnti vengono chiusi, la casa viene chiusa, se io ho un compagno che giustamente per scelta non è un coniuge o in alcuni casi non può esserlo, se voglio tutelarlo, ma non solo questo, ci sono ad esempio altre cose che vanno prese in considerazione, non è un'eredità, ma ad esempio decidere sulla salute dell'altro soggetto. Io se non ho un coniuge, non ho una madre, non ho un figlio, chi deciderà per me se l'intervento farlo o non farlo? Almeno lasciare delle indicazioni, ci sono poi delle soluzioni per cui si può fare anche questo, però bisogna prendersi almeno cura di sé. Ecco, la mia domanda però è questa: forse noi in Italia siamo ancora un po' lontani dall'idea di un testamento,
Che ne pensate? Cioè, ci fa paura, non ne vogliamo parlare, non vogliamo affrontare. Anche questo tabù c'è, io lo vedo. Secondo me è un po' un tabù. Io lo vedo proprio sul campo e vedo anche molte persone che si ritrovano così proprio perché il compagno della situazione non ha voluto affrontare l'argomento per motivi di scaramanzia dicendo dopo di me sono fatalista. Ma giustamente non si può, bisogna avere il senso di responsabilità e quindi proprio va inculcato alle persone. Cioè, io se posso ai miei clienti lo dico, ma pensiamo anche alle famiglie allargate, cioè c'è un paradosso, no? Certo. Un paradosso, seconda moglie, secondo marito, con figli che non hanno in comune, muoiono tutti e due, uno premuore all'altro, che succede? Che chi premuore fa sì che l'altro erediti e dopo magari un giorno muore anche l'altro, non è in grado di fare le cose, entra nel patrimonio dell'altro, quindi dell'ultimo che è venuto a mancare, anche i figli dell'ultimo che è deceduto e se ne avvantaggeranno, quindi qui deve intervenire il legislatore, dicevo prima, col notaio fuori, perché siamo fuori dal mondo, cioè bisogna che a un certo punto si prenda atto di una società che è cambiata, che è evoluta e si adegui la legge come è stato fatto per tante altre cose. Questo è, diciamo, no? Qualcosa. Lei è d'accordo? Come dicevo prima, ci sono alcune cose, ad esempio il divieto dei patti successori rinunciativi, secondo me oggi non ha più motivo di esistere, non è nel sentimento sociale, nessuno capisce di che si tratta e quindi questa c'è una rinuncia da parte di qualcuno? La rinuncia ad esempio degli altri fratelli a ricevere una determinata quota o a ricevere quello di accettare quindi la donazione che si fa a un altro figlio. Capita spessissimo in studio che il fratello mi dice: notaio, ma io sono disposta a rinunciare, mi va benissimo che mia sorella riceva quell'appartamento, si è curata papà, si è curata mamma, sta facendo di tutto, io sono stato mantenuto all'estero, quindi ho già ricevuto la mia parte, questo appartamento corrisponde in fondo a quello che io ho ricevuto, io rinuncio, mi sta bene, accetto questa donazione, è l'atto più normale. Questo atto non si può fare perché è nullo, quindi nessun notaio lo fa perché finisce sospeso e va via. Però perché proprio ci mandano a casa e quindi se faccio una cosa di questo genere, questa è una norma che non ha più senso di esistere. Però oltre a questo e oltre al testamento, anche quando si fanno gli atti bisogna già prevedere, ad esempio una coppia che abbia fra di loro dei figli, ma che ad esempio il coniuge, uno dei due coniugi abbia dei figli di primo letto, quando vanno a fare un acquisto, ad esempio, è bene che regolamentino i loro acquisti proprio in previsione di una successione dove, non sapendo chi premuore, ovviamente il secondo, quello che rimane, il sopravvissuto, riceve anche una parte dal coniuge che andrà solo ai propri figli, non andrà più ai figli del primo. Quindi non è solo col testamento, ma è anche con l'intestazione dei beni durante la vita che si fa, che si regolamentano. Già a quel punto si può arginare il patrimonio tra le varie quindi famiglie. diciamo che è meglio prevenire che curare, anche in questo però caso. Poi se non avviene, ecco che poi ci si ritrova in questa situazione. Ci si ritrova in questa situazione. Allora c'è un altro caso che voglio richiamare la vostra attenzione, ce lo racconta Stefania Conti, che è quello della famiglia Agnelli. Vediamo insieme, poi ne parliamo. È passato poco più di un mese dall'ultima puntata della saga degli Agnelli ed eccone una nuova. Il Corriere della Sera pubblica il testo dell'accordo tra Margherita, figlia dell'avvocato, e Marella, vedova del medesimo. È del 2004, un anno dopo la morte di Gianni Agnelli, un anno che madre e figlia passano tra carti, liti, avvocati. Ma alla fine le due, chiamate nel documento Madame X e Madame Y, riescono a trovare un'intesa. In base ad essa si chiude la partita ereditaria e si spiana la strada a John Elkann, figlio di Margherita, per il vertice Fiat, come voleva l'avvocato. Nell'accordo ci sono vari punti, si stabilisce cosa va a Margherita, case, tenute, quadri, sculture, società offshore, e quanto Margherita deve dare mensilmente alla madre, 770.000 euro, ma nel documento pubblicato dal Corriere della Sera la cifra è cancellata. A garanzia ci sono i quadri ereditati. Ma soprattutto nel testo si dice chiaro e tondo che madre e figlia rinunciano ad ogni pretesa per qualsiasi motivo l'una verso l'altra. Non andrà così perché, come si è visto, Margherita oggi rifiuta questo accordo. In ballo ci sarebbe, secondo lei, un altro 1.400 milioni di euro transitati in società estere e paradisi fiscali.
Ecco, avete sentito, intanto voglio dirvi che questo è un servizio di Stefania Conti, che appunto è una nostra collega ovviamente, del 2009, che fa riferimento al 2009. Allora, vedevo che tutte e due, sia l'avvocato che il notaio, dicevate sì, in effetti è così, ovvero c'è qualcuno che ha detto no, a me non sta affatto bene quello che è stato scritto. Che cosa è accaduto lì in quel particolare? Perché probabilmente non era a conoscenza di questi beni al momento in cui ha firmato la transazione. Quindi se noi formiamo un accordo e chiudiamo con una transazione l'eredità e poi vengo a scoprire che ci sono altri beni, è chiaro che a questo punto la posso rimettere in discussione. Ho avuto un caso analogo di cui mi sono occupata anni e anni fa. Ah, quindi si può rimettere tutto in discussione? Sì, perché è stato sottaciuto qualcosa che io non sapevo e non conoscevo al momento in cui io ho perfezionato la transazione, che è un contratto, quindi io ignoravo, mi è stato occultato questa notizia. Se mi è stata occultata poi ci sarà anche un discorso di denuncia che dovrà fare, ma assolutamente è giusto che accada. Certo, questo. Parliamo di patrimoni molto complessi, di situazioni. Non sapevo che c'era quel determinato bene o quella determinata somma di denaro. Sì, no, ma come l'avvocato ovviamente insegna, le cause si possono sempre iniziare, poi bisogna vedere se avevo titolo per iniziarle e anche per finirle. Ah sì, le cause possiamo farne. Allora, questa è una situazione molto complessa che non si può prendere ad esempio, in cui c'era un patrimonio all'estero investito in vario modo, sotto varie specie, quindi noi dobbiamo presupporre che quella transazione, che sarebbe stata tombale, in realtà non prevedeva tutto il patrimonio, quindi se non ha previsto tutto la discussione si può riaprire, ma questo diciamo non vorrei che fuorviasse, perché di solito quando in realtà dopo la morte, purtroppo solo dopo la morte, noi possiamo decidere di rinunciare a far valere i nostri diritti, stiamo rinunciando a qualunque azione di reintegra, di rivalsa, effettivamente insomma siamo tranquilli. C'è una cosa che vi voglio chiedere, però lei prima quindi che si sappia che non bisogna però insomma di solito i professionisti si sono... L'accordo è quello e deve essere quello, è evidente, non ci devono essere poi brandelli a destra e a manca. Allora, però c'è un'altra cosa che vi voglio chiedere, io credo che sia importante anche per il nostro pubblico a casa, ovvero questo. Allora, se io magari non deposito dal notaio qualcosa, un testamento, scrivo qualcosa di mio pugno a casa, lascio lì un foglietto nel cassetto e poi chi lo trova potrebbe a quel punto che si fa? Bisogna darlo no, non lo qualcuno. destino, io lo tengo là nel cassetto, quando poi vanno a aprire e trovano questa mia scrittura, che succede? Vale, non vale, viene presa in considerazione, vale? Se la trovano la possono portare e chiedere di pubblicare va portata il testamento dal notaio. Ogni testamento che viene trovato dopo che la persona è defunta, quando si trova che la persona è viva, non va sottratto né va distrutto, perché questo è un reato grave. Però questo è uno dei motivi per cui di solito si consiglia già in vita di depositarlo presso il notaio. O una persona di fiducia anche, sì, per esempio, però insomma perché poi alla fine la pubblicazione dovrà farla il notaio, quindi chi trova il testamento ha l'obbligo di portarlo dal notaio. Benissimo. Ricordiamo che tutto questo di cui abbiamo parlato oggi, io devo dire sono stata così fregiata di questi libricini che sono le guide per il cittadino, è vero notaio? Quindi successioni tutelate, donazioni consapevoli, secondo me è molto importante questo, perché la gente sappia, intanto deve conoscere e poi sceglie, decide, no? Perché questo è donazioni consapevoli. Sì, questo riguarda appunto, come abbiamo detto prima, durante la vita le donazioni, e poi invece vediamo quello che succede dopo. Tutto questo lo troviamo sul sito del notariato, www.notariato.it, sono delle guide fatte nell'interesse del cittadino dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme alle associazioni dei consumatori, proprio nell'interesse di essere chiari e di fare in modo che tutti posso dire grazie per il lavoro che avete fatto, perché secondo me è molto molto importante intanto conoscere e poi ognuno decide se fare o meno il testamento, però è meglio prevenire che curare, io penso questo. Voglio ringraziarvi ad Antonella Tomassini e Giulia Clarizio, grazie davvero di essere state qui con noi a TG2 Insieme, torneremo su questo argomento. Adesso andiamo a parlare di un aspetto